Erano destinati ad essere gli ultimi ad aprire i battenti addirittura dopo le fiere. La zona bianca ha anticipato la riapertura dei parchi tematici, tra questi il più grande del Veneto, Gardaland. Le prenotazioni sono fioccate già dalla prima mattina. Il nostro protocollo di sicurezza ha funzionato perfettamente nella scorsa stagione e quest'anno è stato ancor più migliorato, quindi tutte quelle norme che ben lavoravano lo scorso anno sono state ancora di più cesellate, quindi dalla limitazione degli ingressi giornalieri alla prenotazione obbligatoria della visita fino a quello che è la chicca, che è la prenotazione del proprio turno di accesso alle attrazioni usando una sofisticata app sul telefonino che permette di gestire in assoluta serenità e tranquillità tutta la vita di un ospite all'interno del parco. Un'applicazione per prenotare il proprio turno in giostra. Gardaland riapre con 20 milioni di investimento nella nuova attrazione Miniland, la riproduzione in miniatura con mattoncini Lego dei monumenti più belli d'Italia, riprodotti in scala 1 a 20, 5 milioni di mattoncini di Lego utilizzati. Abbiamo colto al volo il passaggio del Veneto in zona bianca. Apriremo, ha annunciato la D. Aldo Maria Vigevani, a breve anche altre attrazioni acquatiche. Un segnale positivo anche per l'indotto che ruota attorno al parco di Castelnuovo del Garda. Partiamo con grande entusiasmo, ma soprattutto tiriamo al traino tutto il lago di Garda, perché con noi erano bloccate migliaia di assunzioni sul bacino del lacustre, proprio tutte le attività di indotto che noi andiamo a muovere.